Interventi mirati e chiusure delle scuole nei distretti in cui l'incidenza dei contagi è superiore a 250 ogni 100.000 abitanti. E così da giovedì tutti gli studenti delle scuole superiori di seconda e terza media dei distretti sanitari dell'Alta Padovana, di Asolo nel Trevigiano e del Veneto orientale passano in didattica a distanza al 100%. Il significato è che si è visto adesso con tutti i lavori che si stanno portando avanti, sono comparsi in letteratura e anche con la situazione nazionale, che effettivamente il setting di scuola rispecchia quello che è il setting della popolazione. Per cui, rallentando quella che è la presenza e la mobilità che la scuola comporta, il tentativo e l'obiettivo è quello di rallentare la circolazione del virus nella comunità e quindi evitare poi i provvedimenti che potrebbero essere più, diciamo, come si può dire, importanti, che potrebbero incidere negativamente in termini di restrizione su quella comunità. Pertanto si va verso questo tipo di possibilità. È chiaro che se dovesse invece esserci la presenza, l'abbiamo detto la volta scorsa, di un cluster di varianti in una scuola, allora lì può essere mirata alla singola classe o al singolo istituto, dipende dalla diffusione della variante in quel contesto, indipendentemente invece dall'incidenza nell'ambito, diciamo, dell'area in cui insiste il singolo istituto. Quello diventa ancora più mirato. È un provvedimento conseguente alla presenza di una circolazione virale con un'incidenza molto alta, superiore a 250 su 100.000. L'assessore alla sanità del Veneto Manuela Lanzarin sta concludendo l'accordo con i medici di base per la campagna vaccinale, a cui possono aderire come volontari vaccinatori anche 1.000 studenti specializzandi in medicina. Tutto questo per cercare di aumentare la nostra capacità di vaccinazione, anche in previsione del fatto che, come diceva il Presidente, nel secondo trimestre, quindi da aprile in poi, dovrebbero arrivare più vaccini e la necessità e la volontà di mettere quindi a regime tutte queste risorse e vaccinare nel più breve tempo possibile più persone possibili. Quindi saranno entrambi, insomma, diciamo, faranno parte entrambi i medici di medicina generale e specializzanti nel piano di vaccinazione.